Buonasera signori e signori, siamo di nuovo qua tutti insieme. Ogni tanto ci chiediamo che cosa posso preparare oggi di sfizioso per togliere via sempre le solite cose, la solita carne, il solito pesce, la solita pasta e quant'altro. Oggi vi insegno a fare l'impasto della piadina. Adesso vi presento subito gli ingredienti. Gli ingredienti che andremo a utilizzare per la ricetta sono 500 g di farina, questi qua, 15-20 g di sale, dopodiché 100 g di strutto e infine 250 ml di acqua. Ovviamente noi per fare la piadina faremo metodo antico, quindi useremo le mani, non usiamo planetarie e tutte quelle robazze là. Prendiamo il nostro tagliere di legno, ci versiamo sopra i 500 g di farina, facciamo la bella fontana, così. Non abbiamo paura, signori, di fare una fontana come Dio comanda. Qua facciamo larga, dobbiamo lavorarci. Ok, prendiamo il nostro strutto con le manine così bello grasso, andiamo a versarlo dentro la nostra fontana al centro, ci mettiamo tutto il nostro sale intorno, ok, e andiamo ad aggiungere piano piano l'acqua. Ci servirà tutta? Beh, probabilmente ci servirà quasi tutto. Andiamo con lo sciogliere un po' lo strutto. Ora eccoci qua, abbiamo preso il nostro impasto, l'abbiamo fatto, finito, vedete? Ora, se noi volessimo renderlo tutto omogeneo, non facciamo altro che prendere un angolino e portarlo verso il centro. Abbiamo fatto nel frattempo un altro angolo, giriamo, portiamo al centro anche questo. Di nuovo abbiamo fatto l'angolo, portiamo in alto, portiamo al centro. Angolo, alto, centro. E andiamo avanti così. Vedete? Abbiamo ottenuto il nostro impasto. Ora, noi quante piadine abbiamo fatto? Con questo impasto siamo intorno alle 5-6 piadine. Noi andremo a farne 6. Adesso andremo a fare le nostre palline. Tagliamo circa a metà. Da qua ne verranno fuori 3 e di qua ne verranno fuori altre 3. Quindi saremo circa qua e circa qua. Quindi questa, 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 questa e questa. Eccoci qua. Ora le nostre palline le abbiamo dato una bella forma, le mettiamo sopra un piatto, le copriamo con un po' di pellicola e le mettiamo in frigorifero una mezz'oretta o un'oretta. Bene, ora la nostra piadina ha riposato un'oretta in frigorifero, adesso andiamo a darle la forma tonda. Ora abbiamo tirato la nostra piadina, andiamo a metterla sopra un testo. Questo qui viene chiamato il testo della piada. È una padella antiaderente fatta apposta appunto per la piadina. Come ripeto, se voi non ce lo avete a casa, come è molto probabile che non ce l'abbiate, usate una padella antiaderente. Ho fatto prima scottare una parte, adesso con l'aiuto di una spatolina andiamo a farcire il nostro piacimento. Noi ci metteremo dello stracchino che mettiamo in cottura in modo tale che ha tempo di sciogliersi. Attenzione a non bruciarvi le mani, ragazzi. Ok, così. Poi dopodiché noi ci metteremo del prosciutto cotto, tagliato fresco, un Ferrarini buonissimo questo. Devo metterci del Ferrarini. Così. Non siate avidi, ce n'è, non fate quelle piadine che bisogna guardarle in controluce che sono delle lastre. Fatele belle abbondanti, ok? E lavato e così condito con un po' di olio appena appena, ci andiamo a mettere del radicchio, ok, all'interno, così, e andiamo a chiudere la nostra piadina. Eccoci qua, la nostra piadina è pronta, la tagliamo a metà. Eccoci qua, siamo pronti per mangiarla. Ricordatevi di accompagnare tutto con della birra, che non fa mai male di questi tempi, aiuta a disinfettare meglio. Un bicchiere di birra e siete a posto. Buon appetito!